Politiche tradizionali, il Consiglio regionale torna a riunirsi, domani al via il dibattito sul bilancio 2013, ma si parlerà anche della commissione d'inchiesta sulla vicenda Mantovani. Sentiamo. Se le elezioni di fine febbraio fossero state regionali anziché politiche, ora nell'aula di Palazzo Ferrofini prenderebbero posto una dozzina di consiglieri del Movimento 5 Stelle. La Lega sarebbe scesa da una ventina a soli 5-6 seggi, il Popolo della Libertà da 18 a 9. Insomma, una geografia politica stravolta. Le nuove elezioni regionali sono però in agenda solo nel 2015 e questo acquario lagunare è un osservatorio risparmiato dal maremoto scatenato dal movimento grillino, dove l'allarme comunque si avverte insieme all'esigenza di un cambio di passo. Dobbiamo rispondere con dei programmi specifici su alcune categorie che in questo momento ci hanno abbandonato completamente. Ora arrivano in aula la finanziaria e il bilancio di previsione 2013. Ma l'inchiesta della magistratura su fatture false e fondi neri, gli arresti e il possibile sviluppo delle indagini sul fronte politico a molti appaiono una spada di Damocle che ondeggia pericolosamente sulla regione. Per l'opposizione non basta l'ispezione sulle società partecipate varata da Palazzo Balbi, serve invece una commissione di inchiesta del Consiglio regionale. Questo darebbe sicuramente un elemento di trasparenza maggiore e la possibilità di verificare in maniera più approfondita le questioni che sono di grande rilevanza. Sul ponte della Costituzione di Venezia un maxi conto da quasi 4 milioni di euro. A tanto ammonta il danno erariale conteggiato dalla Corte dei